Ventimiglia e millesimi nella loro pur lunga storia non si erano mai incontrati prima d'ora. I padroni di casa arrivano a questo primo appuntamento molto rimaneggiati, dovendo rinunciare alla coppia d'attacco Sparma, uscito al mancolcio nel match con la Sestrese, e Gamba Corta, ancora alle prese con un ginocchio che fa le bizze. Anche Bastita, Madafieri e Bacigalupi non sono disponibili per mister Massullo. Si deve letteralmente inventare il modulo e la formazione da opporre ai savonesi, che pur essendo neopromossi occupano con merito le prime posizioni della graduatoria. Il millesimo parte bene già al 13° piano, a prova i riflessi di Aderbach. Gli ospiti fanno la partita al 15°, una girata di Bogarin termina alta. Pian piano il Ventimiglia trova le giuste misure e al 18° stazione d'angolo un colpo di testa di Zampella da ottima posizione termina alto. A metà frazione ci prova Cassini dai 30 metri, ma Conde è attento ed è via in angolo. Sul corner che ne consegue una conclusione di Addiego termina fuori di pochissimo. Nella ripresa il millesimo preme decisamente sull'acceleratore, solo la gran giornata del portiere Aderbach che tiene a galla i suoi. Al 7° il numero 1 di casa viene impegnato da Bogarin, al 9° ci prova anche Villar Rodriguez con una botta dal limite. Lo stesso Villar Rodriguez al 20° conclude a botta sicura, ma l'estremo difensore Granata dice ancora di no, come al 36°, sempre su tiro dello stesso giocatore ospite. Il millesimo continua a spingere con veemenza, ma i ragazzi del Ventimiglia tengono duro. Al termine della gara saranno ben 6 gli under in campo. L'ultimo brivido giunge proprio al 94° su una mischia d'azione d'angolo. Gli ospiti reclamano un rigore per presunto fallo di mano, che però l'arbitro non concede, e la gara termina con un risultato di parità che forse va un po' stretta al millesimo, mentre per il Ventimiglia, per come era messo oggi, è tanta roba, ma premia la tenacia e la determinazione dei Baby Granata.